Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, ha già nominato Sammy Basso come guest star, possiamo dire così, del progetto Mi piace di cuore, e conosciamo in questo servizio la storia di questo ragazzo. Vediamo. Sammy Basso è un ragazzo vicentino di 21 anni, portatore di una delle malattie più rare del pianeta, la progeria, conosciuta anche come sindrome da invecchiamento precoce, ed è uno dei volti della nuova edizione di Mi piace di cuore, il progetto promosso da Ascotrade in collaborazione con CONI e CIP Veneto per lo sviluppo dello sport paralimpico. Un'iniziativa che Sammy ha sposato con l'obiettivo di condividere insieme al mondo dello sport paralimpico l'entusiasmo e la forza di volontà con cui conduce la sua personale battaglia. Io con lo sport non ho tanto a che fare perché non posso farne. L'importanza è sicuramente per me, per quel che mi riguarda, far conoscere la progeria anche in un bacino diverso e far conoscere la ricerca che stiamo portando avanti con la mia associazione, cioè l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. L'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso è nata nel 2005 con l'obiettivo di informare le famiglie colpite dalla malattia e raccogliere fondi per la ricerca su di essa. L'associazione è l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso e si occupa di fare ricerca sulla progeria, e perché essendo una malattia molto rara che colpisce 100 casi in tutto il mondo, nessuno ha interesse a fare ricerca. Una missione che lo stesso Sammy conduce in prima persona, presenziando ad eventi e promuovendo manifestazioni, dirette televisive e spettacoli che ne hanno fatto un simbolo sempre più conosciuto dal grande pubblico. La popolarità ha permesso a Sammy in questi anni di raccogliere fondi per finanziare, tra gli altri, l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna, istituto che si occupa delle laminopatie, ossia del gruppo di patologie di cui fa parte la progeria, in collaborazione con il quale nel 2009 l'associazione Sammy Basso ha fondato il primo network italiano laminopatie. Il messaggio che voglio dare è che la ricerca è molto importante, non solo per i 100 casi, ma essendo la progeria conosciuta come sindrome da invecchiamento precoce, perché porta appunto a molti dei problemi che hanno le persone anziane. Fare ricerca sulla progeria vuol dire ricercare non sulle 100 persone come dicevo prima, ma su tutta l'umanità. E dunque il messaggio è quello di impegnarsi anche in questo campo.